la vicepresidente della Regione Sardegna. Buongiorno, ben Buongiorno arrivata. a voi. È un grande onore averla qui per promuovere il Sulcis, ma non solo, tutta la Sardegna. Sì, è una bellissima occasione, si festeggiano i 50 anni del Circolo di Milano e di Magenta. Tra le mie deleghe c'è quella che riguarda il mondo dell'emigrazione, di cui sono veramente onorata di occuparmi. In questo caso parliamo della Federazione Italiana e dei due circoli che hanno voluto onorare la loro festa con uno sguardo al Sulcis, che è un territorio che spesso e volentieri è a torto, viene ricordato solo per la crisi delle miniere e poi dell'industria attualmente, ma che invece è ricco di tanta tradizione, cultura, di paesaggi pazzeschi. Abbiamo un patrimonio naturalistico e naturale che davvero fa invidia a tutto il mondo, come ovviamente il resto della Sardegna, però certo è che puntando oggi la nostra attenzione sul Sulcis possiamo scoprire le bellezze naturali, l'arte delle tradizioni nell'agricoltura, le cantine, ma nel cibo abbiamo tradizione nella pasta, tradizione nei piatti tipici del pescato, dal tonno, ricordo, abbiamo le uniche tonnare fisse italiane, quelle che pescano quotidianamente, che fanno ancora la mattanza e sono ovviamente la produzione massima che avviene nel nostro paese. Abbiamo ancora un patrimonio di cultura che è davvero legato al mondo delle miniere e soprattutto alla parte che riguarda l'industria, per far ripartire la produzione di alluminio, che è la strategia che riguarda però tutto il paese Italia. Ci sarà la produzione più grande di alluminio in Italia nel Sulcis. Resta da mettere in evidenza la parte naturalistica. Noi oggi, attraverso il Parco Geominerario, che è il patrimonio più grande in termini di natura, ma anche sotto il profilo green, tutti i percorsi li stiamo legando in maniera particolare proprio all'ente parco, che però vede il cammino di Santa Barbara, piuttosto che le attività legate alle Domos de Janas, ma anche a tutta l'attività che ha riguardato ciò che rimane appunto del percorso minerario. Abbiamo tutta la civiltà nuragica che viene indirizzata assolutamente alla riscoperta dei nostri nuraghi, ma io dico anche alle dominazioni, fenici, romani, bizantini, insomma il Sulcis, come tutta la Sardegna, è ricco di tanto che appunto si traduce davvero in valore aggiunto per la nostra terra. Abbiamo un'arte dell'accoglienza, dell'hospitality che è davvero di grande qualità, perché parte dal food, dal cibo, all'attività proprio di accoglienza, alla capacità di integrare l'albergo, l'hotel, il resort, con anche le piccole strutture di B&B, ma che tutte guardano all'integrazione tra il mare e la parte naturalistica interna, che è davvero di grande pregio. Eccomi qui con Walter e Giovanni, che sono i presidenti del Circolo Sardo, uno di Milano e l'altro di Magenta, Circolo Culturale Sardo, Milano e Magenta. Quindi sono i testimonial della Sardegna qua a Milano e in Lombardia. Sì, oggi siamo a Milano, riprendiamo finalmente dopo un periodo buio in collaborazione fra i due circoli, che poi è diciamo, il risultato sperato che da qualche anno ci siamo sempre proposti, quello di accentrare le forze fra diverse associazioni, anche per fare proporre degli avvenimenti che siano un po' corposi e che affrontino costantemente le tematiche della nostra regione, che è la Sardegna. Oggi affrontiamo le problematiche più incombenti che in regione si possono avere, che sono quelle che riguardano la zona del Sulcis Iglesiente, che è appunto il tema di questa giornata. Una parte della Sardegna che ha goduto in passato di un periodo d'oro,
d'oro dal punto di vista economico ma non dal punto di vista umano, ed oggi che è finito questo periodo d'oro questa regione si trova a dover combattere con moltissime problematiche di tipo economico, e noi oggi fra le due circoli cerchiamo di mettere in piano, in risalto questo aspetto, in modo che in qualche maniera si possa risolvere il problema. Ogni volta che facciamo queste iniziative scopriamo sempre cose nuove, scopriamo cose belle, positive, scopriamo persone che si mettono in gioco per la nostra terra. Ci sono persone che magari vanno all'estero per studiare, per fare esperienza, e che decidono di tornare in Sardegna per applicarsi e impiegare le loro conoscenze per valorizzare la nostra terra, così come ci sono studenti, persone che decidono di rimanere in Sardegna e scommettere su queste iniziative che veramente sono un tesoro inestimabile per noi. E quello che abbiamo deciso di fare oggi è quello che è la mission della Fasi e dei circoli sardi: individuare quelle che sono le eccellenze della Sardegna e farle conoscere al mondo, perché la Sardegna non è solo turismo, mare, grandi strutture, divertimento. La Sardegna ha anche tante altre cose che magari sono di nicchia, sono poco conosciute, e queste iniziative per noi sono fondamentali per far conoscere la nostra terra e tutto quello che di buono può offrire. Noi abbiamo fatto una serie di dépliant che partivano proprio dall'idea che abbiamo illustrato qui oggi, cioè dal vedere la Sardegna non solo dal punto di vista d'estate del mare, ma vedere la Sardegna dal punto di vista delle sue tradizioni enogastronomiche, quindi per esempio il vino, dalle sue manifestazioni culturali più importanti, per esempio i carnevali, dal partire dalla storia anche religiosa, quindi per esempio l'itinerario delle chiese romaniche nel nord Sardegna, dal Sulcis Ingrediente, perché una parte importante degli emigrati nei circoli dei sardi viene proprio, dopo l'abbandono delle miniere, viene proprio dal Sulcis Ingrediente. Quindi la valorizzazione di questi territori, in particolare quello del Sulcis, sta nella vocazione delle origini, diciamo, dell'emigrazione. La questione dei viaggi è importantissima, perché non si può fare, per esempio, un buon programma turistico d'inverno, in primavera e in autunno se non ci sono i trasporti. Quindi la questione dei trasporti è centrale. Noi siamo stati quelli che con più grande continuità in questi 50 anni ci siamo battuti per una libertà, perché si tratta di una questione di libertà dei trasporti, che fosse a favore dei sardi residenti che sentono l'insularità, ma che fosse anche a favore di chi viene a visitare la Sardegna, perché la facilità del viaggio, il costo del biglietto rispetto al costo complessivo della vacanza sono una cosa importantissima per chi deve programmare un viaggio in Sardegna. Bene. Tu hai preparato i piatti per questa splendida serata del Circolo Sardo, dove andremo a presentare le meraviglie del Sulcis. Del Sulcis. E partiamo subito con i piatti che tu hai preparato. E siamo andati a sud proprio, siamo andati nel sud-ovest, quindi piatti molti a base di tonno, alcuni piatti anzi, e poi tipici delle isole di Carloforte, di Calasetta, che è nell'isola di Sant'Antioco, quindi andiamo a vederli un pochino. Ok. Qua abbiamo preparato la cappunada, che è un piatto tipico di Calasetta, un piatto che facevano i pescatori di tonno. I tonarotti, quando erano in mare per pescare il tonno, avevano le gallette del tonno, le gallette venivano imbevute nell'acqua salata, l'acqua del mare, un po' di insalata, e questo è il loro pasto giornaliero. Il tonno ce l'avevano a disposizione sempre, quindi era il loro pasto rinfrescante, avevano proteine e carboidrati nello stesso tempo. E l'abbiamo
rivisto, ripresentato, un buon olio extravergine d'oliva sempre del sud-ovest, e fatto questo antipasto, la capunada, si chiama così. Capunada, doppia D. Bene. Poi abbiamo preparato un primo piatto, che abbiamo preparato i cassulli, che è una sorta di gnocchetto tipico che fanno nelle isole di Carloforte. Questo è prodotto con 100% grani coltivati in Sardegna, nel sud dell'isola, e lo fa il pastificio Luxolo. Ok, quindi prodotti locali. Prodotti locali, Prodotti pastifici antichi, anche qua, panificio Mario Asti che ci fa la galletta tipica, questa galletta non so quanti anni abbia, ma è sempre Certo, lei, è sempre- lui è la quarta generazione, fa sempre la galletta che faceva il nonno del Trisavolo. Bene. Quindi abbiamo condito con un ragù ricco di frutti di mare. Solitamente si fa anche col tonno, noi l'abbiamo preparato con i frutti di mare, quindi scampi, gamberi, un po' di cozze, un buon primo piatto, bello succulento. Poi il tonno naturalmente come secondo piatto. Gli abbiamo abbinato una crema di melanzane, l'abbiamo scottato in padella solamente, impanato del pane carasau. E quindi abbiamo questa croccantezza, Anche qui la morbidezza seguiamo del tonno e proprio seguiamo il quello. E prodotto poi delle locale. verdure d'orto, delle cipolle caramellate, un po' di salatina fresca e una crema di melanzane, che sarà la nostra maionese per mangiare questo piatto croccante di carasau. C'è Un ancora? altro, C'è poi ancora? abbiamo ancora, sì. No. Io sono già ingrassato Ci i siamo 2 già. chili, già, sto solo a sentirti. Un altro piatto tipico, anzi un prodotto tipico, è il canestrello. Canestrello di Calasette è un biscotto aromatizzato all'anice che fa sempre panificio Mario Aste. Qui abbiamo, anche lui non ha rivisitato niente, è un biscotto secco che si portava appresso il pescatore. Siamo in un'isola, quindi circondata dal mare, i pescatori di Calasette e Carloforte arrivavano ovunque con i loro battelli per poter pescare. Abbiamo solamente fatto una crema chantilly, abbiamo imbevuto il canestrello nel caffè nel Latinia, che è il nostro vino da dessert della cantina di Sant'Adi, un'altra eccellenza del territorio, una crema chantilly e delle nocciole tostate. Ecco qua i nostri Ecco piatti qua, di è stasera. un attimo, va bene. Questa bellissima serata in occasione della promozione del Sulcis non poteva che essere rappresentata e portata avanti da una delle cantine storiche della zona del sud della Sardegna, del Sulcis, che è appunto la cantina Sant'Adi, che è una cantina fiore all'occhiello della Sardegna. È una cantina sociale che ha avuto il suo successo grazie a un enologo molto ma molto importante che è Giacomo Takis, che è riuscito a portare uno dei vitigni storici più importanti della Sardegna, che è il Carignano del Sulcis, anche oltreoceano, non solo in Italia. Però noi partiamo, prima di raccontare il Carignano, raccontiamo quello che è il primo vino che verrà servito questa sera, che è si chiama Calasilente, è un vermentino. Perché partiamo da questo? Perché il vermentino è il vitigno simbolo della Sardegna, non Giusto. solo della Sardegna. Lo troviamo in Toscana, lo troviamo in Liguria, un po' in tutta la fascia mediterranea, però dovevamo necessariamente partire da questo vitigno che in Sardegna è ubiquitario e che quindi rappresenta perfettamente l'inizio e l'introduzione della cantina Sant'Adi. Calasilente, cantina Sant'Adi, vermentino in purezza, è un 2020. Questo bellissimo colore giallo paglierino, questo bellissimo colore estivo ci richiama perfettamente l'abbinamento con questo piatto, che è un piatto che ci ricorda l'estate, come diceva lo chef. È un piatto che ha dentro la tonnina, il tonno, che si pesca appunto nei periodi estivi, quindi ci immaginiamo già questo vino in abbinamento a questo piatto e ci immedesimiamo già Ottimo. immediatamente nel Sulcis. Il vermentino della cantina Sant'Adi viene piantato con dei piccoli vigneti ad alberello e si trovano tutte vicino al mare, vicino alla spiaggia di Portofino. Chi è stato, chi ovviamente conosce quella zona là, si immedesima immediatamente in quella zona meravigliosa della Sardegna. Quindi l'abbinamento è un abbinamento di un vino che ha un ritorno salino, una mineralità, una macchia mediterranea, con un piatto che esprime proprio l'ambito mediterraneo. La scelta del vino in abbinamento al primo piatto è questo rosato. Si chiama Tre Torri, sempre cantina Sant'Adi,
è un vitigno da vitigno Carignano del Sulcis, quello che dicevamo prima, Carignano del Sulcis, vitigno simbolo della zona del sud della Sardegna. Il Carignano del Sulcis è estremamente versatile, infatti noi lo abbiamo nella versione rosata. È stato scelto in abbinamento perché questa esplosione di profumi, di aromi, di frutta rossa, anche di aromaticità che è tipica del vitigno, si sposa perfettamente bene con il piatto presentato dallo chef. È un piatto che esprime anche questo un profondo legame con quello che è il Mediterraneo, l'area mediterranea. Rosato abbiamo spiegato perché, una piacevolezza, è un vitigno tipico della Sardegna che si sposa benissimo a questo piatto. E poi, cosa non da trascurare, il rosato del vino anche a livello visivo si sposa perfettamente con questa tipologia di piatto, quindi anche l'occhio giustamente vuole Abbinamento la sua parte. spettacolare. Abbinamento spettacolare, ovviamente è un piatto tipico della zona del Sulcis con un vitigno tipico della zona del Sulcis, abbinamento proprio per tradizione. Bene, scusami, ma perché usiamo un color rosato anche sul secondo? Allora, lo usiamo perché allora, questo è un vino che può accompagnare benissimo di piatti di media struttura. Quindi può andare benissimo anche canapè, quindi parte di antipasti, può andare benissimo anche ad accompagnare un piatto che ha una media struttura comunque, e sicuramente un piatto di questo tipo che è un tonno. Riprendiamo sempre il discorso precedente, rosato del tonno, si sposa anche a livello visivo con il nostro rosato, e sicuramente l'aromaticità, come ci raccontava lo chef prima, la nostra crema di melanzane che ha dentro anche l'origano, il basilico, proprio le erbe mediterranee. Se noi mettiamo il naso in questo bicchiere, che è sa molto anche di macchia mediterranea, si può sposare tranquillamente anche in abbinamento al nostro secondo piatto, e sicuramente per un commensale, per una persona appunto che va a pranzo, anche il pensiero di non cambiare un vino tra un primo e un secondo, questo vino lo può tranquillamente accompagnare anche durante il passo tra il primo e il secondo, senza necessità di dover cambiare. Allora, siamo quasi alla fine della cena, abbiamo la pancia piena, abbiamo bevuto d'ottimo vino, ma c'è ancora il dolce. Il dolce è sempre un po' particolare, vero? Ecco, il dolce è sempre un po' particolare, è dolce, quindi il dessert o il dolce o la torta chiama il dolce. Quindi il vino in abbinamento deve essere sempre un vino dolce. Questa è una regola fondamentale negli Fissa abbinamenti. proprio. Sì, cioè l'abbinamento del dolce va sempre per concordanza, quindi mai per contrapposizione. Ovviamente la scelta di un vino deve essere di pari passo con il dolce, non può sovrastare il dolce. Ovviamente devono esaltare le sensazioni di uno e dell'altro. Quindi è stato scelto sempre un vino della cantina Sant'Adi, si chiama Latinia, è un vino che è frutto di surmaturazione in pianta. Cosa vuol dire? Vuol dire che la vendemmia avviene un po' più tardi, quindi abbiamo più concentrazione zuccherina. Questo vino ha un'alcolicità che credo che sia intorno al 14%. Importante. È importante, ma non eccessiva. Tanti Certo. vini rossi hanno Però un'alcolicità. dopo questa serie di vini Sant'Adi, Però se avesse un'alcolicità superiore probabilmente sovrasterebbe il nostro Giusto. dolce. E poi l'abbinamento in primis che ci ha fatto lo chef è il nostro canestrello, è stato già imbevuto nel Latinia. Quindi abbiamo una concordanza Perfetto. esaltata anche da questo. Salvatore è direttore marketing del progetto sardatellus.it. Di cosa tratta questo progetto? Il progetto nasce dalla FASI, che è appunto la Federazione delle Associazioni Sarde in Italia, insieme alla Cibus, che da 30 anni fa commercio e distribuzione dei prodotti sardi nel nord Italia principalmente. Ok. Insieme è nato questo progetto che poi è sfociato nell'e-commerce di sardatellus.it, in cui appunto diamo spazio alle eccellenze enogastronomiche della Sardegna. Quindi la tecnologia vi ha aiutato molto, no? Rispetto ad anni fa, perché tramite il web voi potete offrire una miriade di prodotti locali, e sicuramente in quanto tempo lo trasferite nel nord Italia, per esempio? Noi abbiamo la nostra logistica ai magazzini a Milano, per cui abbiamo la comodità, diciamo così, di poter far arrivare i nostri prodotti nella nostra rete
dei 70 circoli distribuiti in tutto il centro-nord Italia in pochissimo tempo, quindi 1 o 2 giorni riusciamo a far arrivare i prodotti. E appunto la tecnologia, come dicevi tu, ci aiuta a far sentire vicini ancora di più i sardi fuori dalla Sardegna attraverso quello che è la memoria del cibo, che è quella primordiale, diciamo, quella che è il primo ricordo della propria terra che rimane sempre. Le eccellenze enogastronomiche della Sardegna hanno ancora bisogno di essere conosciute e divulgate, per cui il nostro lavoro è anche proprio di promozione non solo del prodotto in sé ma anche del territorio. Slow food con il Sulcis, qual è il vostro rapporto? Ottimo, peraltro io provengo proprio dalla allora condotta del Sulcis Iglesiente, che è stata accorpata poi a Cagliari, dove sono diventato fiduciario, quindi il presidente di Slow Food Cagliari. E il Sulcis è uno scrigno di tante biodiversità, di tante eccellenze alimentari che spaziano dai prodotti della cerealicoltura e quindi dalle filiere del grano, quindi pani preziosi, importanti, tante paste tipiche, ripiene e non, i dolci che quindi mischiano insieme gli ingredienti naturali come per esempio le mandorle, ad iniziare dal favoloso pescato che viene proprio da quella punta del sud-ovest, dove un'area tutto sommato circoscritta ha la fortuna di avere i 3 ambienti pesca, quindi le grandi prese, parliamo di tonno rosso o tonno di corsa e pesce spada, gustosissimi, di cui veramente non va sprecato neanche un grammo del preziosissimo prodotto, e quindi nella tradizione sulcitana che va a Carloforte, a Calasetta, a Portoscuso, a Buggerru, le aziende di trasformazione oggi hanno veramente prodotti che trovano ottima collocazione sul mercato, vendendo anche, perché no, piccole particolarità come la trippa di tonno fino alla più ricca ventresca, che sono veramente prodotti unici, deliziosi, apprezzatissimi nella ristorazione e nel consumo. Ultimo ma principe dei prodotti del Sulcis, vini, perché veramente sono stati quelli che hanno rivoluzionato un po' una Sardegna che durante gli anni 90 ha subito quasi un oltraggio nel veramente desertificare le vigne, perché gli espianti finanziati dall'Unione Europea sono stati usati in maniera un po' dissennata. Proprio il Carignano del Sulcis, quindi la DOC principale di quel territorio, è l'emblema di come invece la viticoltura può tornare a dare ottimi redditi territoriali proprio esaltando la qualità. Bene. E quindi le cantine, da una che è stata pioniera, sono seguite e oggi le oltre 20 cantine che producono Carignano del Sulcis DOC fanno prodotti eccellenti che vanno a premio, menzione. Quindi oltre alla qualità anche un giusto riconoscimento anche economico di business. Il Sulcis in una parola è varietà, è biodiversità, è orticoltura, è pastorizia, è un luogo accogliente che oggi ha un valore turistico straordinario. Aggiungo da Ghiottone quale sono e da recensore della guida delle osterie di Slow Food, il livello della ristorazione nel Sulcis è veramente eccellenza. Non solo Carloforte ma anche Sant'Antioco, Portoscuso hanno ristoranti che sono molto vicini a ritornare ad una stella Michelin, sono sicuramente inseriti nella guida delle osterie e questi chef veramente usano la loro tanta cultura, che è quasi nel loro DNA, per realizzare delle pietanze straordinarie. Sì. Allora, siamo al finale di questa splendida giornata e sono qui con il presidente della FASI, la dottoressa Serafina. Com'è stata questa giornata? Beh, è stata una giornata intanto di celebrazione di importanti anniversari, 50 anni di vita di un circolo, e quindi arriviamo indietro nel tempo, 50 anni di storia nostra. E poi questa giornata dedicata a una delle regioni della nostra isola, dalla quale provengono molti dei nostri soci, anch'io, e quindi emozionante perché abbiamo visto e abbiamo potuto
vedere che cosa sta succedendo in queste nostre terre. Quindi un cambiamento economico, un cambiamento di prospettiva e di sviluppo per questa terra. Visto dall'esterno, cioè da una persona che non conosceva, tra virgolette, la regione Sulcis, devo dire che abbiamo visto tante opportunità, avete tanti prodotti, tanto chilometro zero, tanta natura, tante spiagge e tanta voglia di fare. Esattamente, è proprio questo che vogliamo trasmettere e pubblicizzare di questa zona, affinché questa visione di terra dedicata a una sola tipo di lavoro invece si apra con tutte le sue bellezze e con tutte le sue opportunità a un turismo, a un'economia, a un posto importante nell'economia sarda. È vero. Senta, noi le facciamo tanti auguri e grazie per essere qui, ok? Grazie a voi. Grazie.